Il Girasile è una pista di 40 km che penetra nel cuore del Parco regionale naturale del fiume Sile. Un parco che ha un'oasi al suo interno, quella di Cervara, a Quinto di Treviso, dove il percorso si avvale da quest'estate di 3 ulteriori chilometri. È un risultato che vogliamo dedicare a tutti i nostri cittadini, di Quinto e non solo, che possono transitare in questa via. La Marca Trevigiana, terra di radicchio e prosecco, ambasciatori italiani nel mondo. Attratto dal profumo, mamma mia, che ben di Dio! Carlo, andare in bicicletta fa fame! E anche quindi sette, la anche dieta sette. del cicloturista è prosecco e radicchio! Allora abbiamo fatto un battuto di cipolla con un po' di olio, naturalmente, si fa un po' di soffritto, si mette il riso, si tosta con un po' di vino bianco. Vedete, ho aggiunto il radicchio, aggiungiamo un po' di burro che non serve molto perché abbiamo la casatella burrosa, perciò non serve aggiungere tanti grassi. Questa è la casatella DOP di Treviso, sì. A questo punto spengo il fuoco e lo vado a finire con mantecatura. Noi bisogna ringraziare i nostri ristoratori della Marca Trevigiana, e sono quelli che ci fanno proprio conoscere e assaporare i nostri prodotti tipici locali. Noi ne abbiamo 100 in provincia di Treviso e senza di loro naturalmente la gente non conoscerebbe questi prodotti e non saprebbe apprezzarli. Casius Veneti, biciclando! Noi siamo i re dei formaggi di tutto il mondo, dal momento che siamo il prodotto DOP più consumato in Italia e nel mondo. Se re significa grande, se significa tanto sì. Per quanto riguarda invece altri tipi di valori, noi siamo uguali a tutte le altre DOP che ci sono, dalle più piccole a quelle medie e a quelle anche grandi quasi quanto noi. Emi, hai visto? Per essere in forma bisogna mangiare il formaggio. Lei sta degustando una selezione oro, un formaggio di 30 mesi eccellente, madre di tutti i nostri formaggi. La madre. Pasta dolce. Ah mamma, sta quasi a mamma. Che vuoi anche soppare? Il papà è un baricato al pepe, perché la tipologia di formaggio è la medesima, questo è impreziosito con un po' di pepe. È una famiglia praticamente. Ascolta, a forza di formaggio, ti ho messo anche di su a fe a forma. A Casier c'è la grande ansa del fiume. Qui un tempo sorgeva il principale porto fluviale e si possono ancora vedere le grandi imbarcazioni utilizzate per il trasporto delle merci. Sono i burci affondati nell'acqua, in quello che è noto come il cimitero dei burci.
siamo proprio nel porto di Casier, che è uno degli 11 comuni all'interno del Parco del Sile. Questo è uno dei pochi sbocchi per entrare nel Parco del Sile, nel senso che chi vuole navigarlo a motore può mettere giù la barca proprio qua alle nostre spalle e può vedere questo incantevole paradiso. Abbiamo delle bellissime alzaie da percorrere in queste giornate di sole finché il tempo ce lo permette, e entro anche la fine di quest'anno partiremo con un nuovo progetto, la Greenway, la Gira Sile, questo percorso verde che ci permetterà di unire le risorgive alla laguna. Questi sono progetti finanziati dalla Comunità Europea. Sappiamo tutti che la comunità sta cercando di puntare nella diminuzione di CO2 nell'ambiente, quindi punta su questi percorsi ciclopedonali. Un altro tratto verde della Treviso Stiglia non fa altro che aumentare questa possibilità a tutta la comunità che vive nel Parco del Sile di usufruire di questo bellissimo parco. I Burci sono delle antiche imbarcazioni, antiche perché parliamo fino agli anni 70 navigavano questo fiume, e i Burci servivano per trasportare dalla Serenissima Repubblica fino a Silea, trasportavano tutto quello che poteva servire per la vita di tutti i giorni, compreso legname, addirittura il legname che arrivava dal Cansiglio. Tutta la fauna e la flora è protetta nel Parco del Sile, però principalmente possiamo vedere le foleghe o i marangoni, che sono quelli che abitano principalmente il parco. Ci troviamo anche dei cigni e li possiamo vedere principalmente nei posti più affollati. Lungo le dolci rive del fiume si affacciano alcune ville venete, dimore avvolte ancora oggi da leggende e misteri. Tutti i fiumi sono stati considerati, e lo sono direttamente, come vie di comunicazione, vie di trasporto di materiali, e sostanzialmente nel periodo della Serenissima sono stati utilizzati anche come vie in qualche modo di conquista dell'entroterra. Quella che probabilmente è alle mie spalle è il primo esempio di tipologia villa veneta rapportata nel territorio di quello che attualmente è il Parco del Sile. È una struttura realizzata nel XV secolo, alla fine del XV secolo, e riguarda Villa Barbaro, sulla quale peraltro c'è anche una serie di leggende, ma questo è soltanto il primo esempio. L'importante è che la villa, come era strutturata, rappresentava non tanto la magnificazione della famiglia che la rappresentava, ma quanto un suo insediamento nei territori. Buonasera, tutto bene? Ragazzi, ciao ragazzi. Allora, spieghiamo cosa abbiamo fatto oggi. Oggi abbiamo fatto il percorso del Girasile e adesso finalmente siamo arrivati alla conclusione a Casale sul Sile. Circuito del Girasile, pertanto per essere coerenti, circuito vuol dire che è un anello
dove arriva la fine e dopo inizia di nuovo. Ma anche oggi, dall'esperienza di oggi, abbiamo capito che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa di buono e di bello, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo! Guarda! Quindi ti dissi che adesso noi altri dovrissimo tornare indietro e rifare gira, proprio tornare. Tocca. Bisogna che fai un po' per strada per andare a Gira, gira.